Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva e il suon di lei. Così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. Ciò che ci separa dal capire è in realtà un velo sottile. Basta un qualcosa che cade e che ci fa riflettere per lasciare il velo. Una volta lacerato il velo, ci sediamo di lato e guardiamo le cose accadere. Non siamo più attori, ma spettatori. Essere spettatori è una condizione privilegiata. Ci consente di osservare ed ascoltare, senza l'ansia di partecipare. Da questa posizione è possibile vedere l'inizio e la fine delle cose, capirne l'origine, perché accadono, perché si sviluppano in direzioni inevitabili. L'attore ne interpreta la parte, pare essere determinante, ma non ne vede la direzione. Sei uno scrittore e sei cresciuto da queste parti, la resistenza ti viene addosso così come una montagna. Però questa è una storia da raccontare. All'inizio del 1944 la terza brigata partigiana Liguria stabilì in una delle cascine della zona, una delle più importanti, la cascina Benedicta, il comando generale. Cominciarono ad arrivare da entrambi i versanti, ligure e piemontese, i ragazzi renitenti alla leva del bando Graziani, quelli che non volevano mettere la camicia nera. Centinaia arrivarono. silenzi che hai lasciato
alla corrente naturale. Ricordati che a volte non si sfugge al destino, nemmeno se ti sforzi di cambiarne il cammino. Hai sentito la mia voce intonare un canto di guerra, odio e rancore contro la nostra stessa specie? Ricordati che a volte non si sfugge al destino, nemmeno se ti sforzi di cambiarne il cammino. Forgiata in metallo purissimo, dentro tini grandissimi, dagli stessi fui scagliata da lassù a qua giù, in questo luogo chiamato terra, come peste piatte di
dagli stessi fui scagliata da lassù a qua giù, in questo luogo chiamato terra, come peste gli attecchi. Me lo ricorderò finché avrò vita. L'accoglienza del popolo è stata grandiosa. Fu la gioia più grande della mia vita. La gioia più grande della mia vita perché ogni persona che incontravo era un amico, un fratello, una sorella. Ci abbracciavamo, cantavamo. Lei non immagina le feste da ballo. Comunque per me il giorno più bello anche della mia vita è stato il 25 aprile, la più bella festa. Anche se Salvini ha detto che il 25 aprile è un derby fra i comunisti e i fascisti. È un derby.
L'angoscia costituisce uno strumento temibile, non tanto per il suo contenuto represso in quanto troppo doloroso da esprimere, perché verrebbe punito dalla sociocultura, ma per tutto quanto è al contrario autorizzato e persino ricompensato dalla medesima sociocultura, inserita nel suo cervello sin dalla nascita. Il cervello non è cosciente della sua presenza, anche se è lui che guida le sue azioni. La parte più antica del cervello, che è quella emotiva, detta il globo limbico, che ha salvato l'Homo sapiens quando è sceso dagli alberi e ha portato all'Australopiteco la possibilità di estendere le proprie possibilità di attività. Oggi questa componente è pericolosa perché la componente emotiva del cervello io la ritengo colpevole di tutto quanto di tragico capita attorno a noi. E infatti ciò che chiamiamo la personalità di un uomo, di un individuo, si costruisce su una cianfrusaglia di giudizi, di valori, di pregiudizi, di luoghi comuni. E il progresso io lo vedo soltanto come la capacità di indagare dal punto di vista scientifico e di aiutare quelli che non hanno il privilegio di appartenere alla cosiddetta elite scientifica e tecnologica. Quindi sono due: uno, indagine che deve continuare e non si può mettere il lucchetto al cervello; il secondo, che la componente migliore del nostro cervello, la componente neocorticale, deve essere utilizzata per l'aiuto al prossimo, non soltanto per far scoperte. E quando un solo mattone di questo edificio viene tolto, tutto l'edificio crolla, scopre l'angoscia. E questa angoscia non indietreggerà né di fronte al delitto per l'individuo, né al genocidio o alla guerra per i gruppi sociali, pur di esprimersi, sino a quando non si sarà diffuso molto estesamente negli uomini di questo pianeta il sistema di funzionamento del loro cervello e il modo nel quale gli uomini lo utilizzano, e sinché non si sarà detto che sino ad oggi ciò è sempre avvenuto per dominare gli uni sugli altri, ci sono poche possibilità che qualche cosa possa cambiare. Highway
wind is blowing down, I will start thinking how to walk on my future path. If the sky just me, to keep flying as a bird and to try to be free. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, and I wanna I found myself out of this way, in my dreams with my life. Now I feel a searcher, exploring something new. My emotions are deeper, and I just know what to do with. I will see the difference, recognizing what is wrong, and avoid evil. I'm on my way, I'm on my way, I'm on my way, and I wanna stay. I found myself out of this way, within my dreams, with my life. I'm on my way, I'm on my way. I found myself out of this way, within my dreams, with my life. I'm on my way, I'm on my way.
the deepest night. I light up a match, keep singing to me, into me. I like to bring colors on the walls of my life. Red, green, brown, and orange, yellow background layer, like a painter who distemper. I'd like to go farther than my eyes can see. Curious of discover what I can turn to be. But this is me. Oh, this is me. I really don't bother what others think of me. I can fly far away, just with wings and jump. Colpevoli di tutto quanto di tragico capita attorno a noi, perché Combattete per la libertà. Combattete per la vostra libertà. Resistete alla propaganda. Pensate con le vostre menti. Partito vi ha fatto una maggioranza. Voi siete stati deruati dal vostro stesso resto. Niente di quello che vi dice me. Niente di quello che fa il partito. È il membro più capo e amato del partito italiano. Vi siete tirati io vi ho tradito. Non mi importa le atrocità che vengono commesse come mie, se il risultato sarà la distruzione di Oceano.
Il nostro istinto di sopravvivenza, modificato nei millenni dalle esperienze e trasmesso attraverso i geni, ci dice che il nostro pianeta ci è ostile e quindi pericoloso per la nostra vita. Abbiamo cercato di spiegarlo alle nostre necessità, ottenendo però effetti per noi nocivi. Il Sole ha una vita relativamente breve, inferiore a 10 miliardi di anni. Breve, poiché ci sono voluti quasi 4 miliardi di anni prima che qualsiasi forma di vita complessa apparisse sulla Terra. Guardiamo quindi all'universo, alla ricerca di possibili mondi più stabili e idonei alla nostra vita. Dobbiamo però stare attenti a non rimanere intrappolati nella ricerca di una seconda Terra, perché potrebbero esserci pianeti anche più adatti del nostro alla vita.